Si è svolto a Portoviro uno degli incontri del progetto Acqua Ambiente in Territorio, Bonifica e Sostenibilità, promosso da Ambi Veneto con il coordinamento della Regione del Veneto. Presente l'iniziativa l'assessore regionale Valeria Mantovan. Oggi i nostri ragazzi hanno il piacere di conoscere da vicino il proprio territorio, ma soprattutto di scoprire la funzione fondamentale che hanno i nostri consorzi di bonifica. Il Delta del Po è un territorio meraviglioso, ma allo stesso tempo fragile, che deve essere preservato, e capire che scopo hanno tutti i nostri consorzi che sono rappresentati oggi dall'Ambi e che sono rappresentati un po' in tutto il Veneto, fa sì che i ragazzi possano apprezzare anche diciamo in maniera più approfondita le funzioni che hanno questo tipo di opere che sono di ingegneria idraulica, che da una parte mettono in sicurezza il territorio da alluvioni e quindi lo tengono all'asciutto, dall'altra invece hanno una funzione fondamentale per l'agricoltura perché consentono l'irrigazione costante dei nostri campi. La bonifica è fondamentale, lo vediamo tutte le volte, soprattutto oggi che il clima è profondamente cambiato, e quando siamo di fronte a queste bombe d'acqua, essendo noi posti chiaramente sotto il livello del mare, lo vediamo tutto, vediamo tutta la funzione che ha e l'importanza che hanno i nostri consorzi di bonifica, per cui ritengo che non possa esistere Delta del Po senza consorzio di bonifica, e questo connubio, questa sinergia nata tra l'ufficio scolastico regionale, la Regione del Veneto e l'Ambi ha un valore fondamentale che noi riteniamo debba essere sempre sostenuto. La Regione del Veneto sostiene convintamente questo progetto, che vede lavorare in sinergia l'Ufficio Scolastico Regionale, la Regione del Veneto e l'Ambi Veneto affinché i nostri ragazzi possano conoscere più da vicino e concretamente qual è la funzione fondamentale dei nostri consorzi di bonifica, che da una parte garantiscono la sicurezza idraulica del nostro territorio e dall'altra consentono un'irrigazione costante dei nostri campi in una regione che chiaramente pone al centro del proprio mondo produttivo ed economico anche l'agricoltura.